È una puntata particolare di Chiesa e Città, quella che va in onda questo pomeriggio, è la puntata dell'ultimo dell'anno, quindi una puntata in cui noi rifletteremo, faremo anche gli auguri ad alcune categorie, ma in fondo proprio anche alla città, rientrando fra l'altro come dire, correttamente nell'ambito del titolo della nostra trasmissione. Sono con noi, oltre al Vescovo Monsignor Trevisi, che ormai è protagonista, insomma, delle nostre puntate. Allora, partendo alla sinistra di Monsignor Trevisi c'è Laura Fania, che è volontaria dell'Acri e presidente della consulta diocesana delle aggregazioni laicali. Grazie per essere venuta nei nostri studi. È tornato nei nostri studi l'ingegner Roberto Gerin, responsabile della pastorale sociale e del lavoro della diocesi, ed è invece la prima volta anche per la dottoressa Vittoria Veglia, che lavora insomma alla Casa Ieralla. Grazie anche a lei per essere venuta nei nostri studi. Allora, Monsignor Trevisi, cominciamo un po' a... Oggi è più semplice il mio compito perché devo solo chiedervi di farvi gli auguri alla città, ma quando si fanno gli auguri in un momento come la fine dell'anno è il momento dove si traggono anche dei piccoli bilanci e dei piccoli auspici per l'anno in arrivo. Certo, è un anno che abbiamo sofferto tutti per tante tensioni, le guerre che ci accorgiamo sempre più vicine e ci interessano sempre di più, perché conosciamo tante persone che sono implicate direttamente perché provengono da quei paesi. È un anno di tante fatiche, di tante persone, e allora sì, se dobbiamo fare una sintesi vediamo che le ansie e le preoccupazioni sono molto disperse. Però è anche un anno che si conclude avendo aperto l'anno santo, il giubileo, e pertanto è anche un anno pieno di speranza, e vogliamo che questo sia il primo augurio che vogliamo rivolgere davvero a tutti, proprio a tutti quanti, a tutte le famiglie, a tutti i ragazzi e a tutte le persone anche che faticano, e ce ne sono tante. Dottoressa Fania, che cos'è l'Acri intanto? L'Acri è l'Associazione di Cooperazione Cristiana Internazionale ed è un'organizzazione di volontariato che ha dei progetti di autosviluppo in alcune realtà dell'Africa e dell'America Latina, in particolare in Kenya, in Chad, in Bolivia. In passato siamo stati presenti anche in altri ambienti, in altri stati, e ha dei progetti nelle scuole di educazione alla cittadinanza globale, e lavora in rete nella nostra città e anche all'estero, perché tutti i progetti di autosviluppo sono fatti in rete con altre associazioni, in collaborazione con diocesi e con parrocchie. Lavora in rete con associazioni. Un esempio che posso portare, che trovo molto interessante, è quello della collaborazione dell'Acri e di altre realtà associative con la comunità di Sant'Egidio nell'ambito dei corridoi umanitari. Insieme al MASCI e al gruppo ecclesiale Camminare Insieme, l'Acri costituisce un gruppo di sostegno e di aiuto che si occupa proprio dell'inserimento delle famiglie che arrivano nella nostra città attraverso questa forma protetta di immigrazione che sono i corridoi umanitari. Quando si parla... Prego, mi scusi. No. Ok, quando si parla in genere di determinate di alcune popolazioni, no? Noi facciamo... È molto semplice per noi fare gli auguri ai nostri amici perché, insomma, tutto sommato stiamo relativamente bene, sicuramente stiamo anche meglio di quanto si stia in altri paesi. Nel caso appunto di determinate realtà ha senso fare, o quantomeno l'augurio è diverso a quello che possiamo farci tra di noi. Perché fare gli auguri, insomma, non costa niente, ecco, diciamo la verità, però certo, c'è una riflessione completamente differente. Certo.
Fare gli auguri non costa niente. Devo dire che a me in questo momento fare gli auguri pensare di fare gli auguri a chi soffre, a chi fa più fatica, è costato veramente un momento di turbamento quasi, perché soprattutto pensando a chi è coinvolto nelle situazioni di guerra, non è proprio così semplice fare un augurio, appunto come potremmo farlo a chi è qua presente e ad altre persone che se la passano comunque meglio. Eppure credo che sia importante proprio il tema del giorno, il tema forte di oggi, che è quello della speranza, perché anche se noi non vediamo mai le cose sperate, anche se per alcuni è più difficile ancora vedere quello che si spera, immaginare solo quello che si spera, invece abbiamo noi l'opportunità di dare corpo a questa speranza, di essere veramente la mano che si tende, ecco, per la speranza, quindi cercare di dare vita a relazioni di fiducia, anche perché i cambiamenti sono possibili, lo vediamo proprio nelle nostre terre, dove ci sono stati fiumi di sangue, abbiamo visto che un processo di riconciliazione c'è stato, abbiamo visto il cambiamento, quindi la speranza veramente, la speranza è la parola di oggi. Invece per quanto concerne i problemi che riguardano gli anziani, le persone sole, le persone anche più fragili se vogliamo, la dottoressa Veglia è anche, non l'ho detto prima, componente della commissione diocesana per la pastorale della salute. Anche qui c'è una declinazione diversa del concetto stesso di salute, a seconda poi logicamente del lavoro che uno fa. Noi giornalisti ce ne occupiamo in un certo modo, forse anche burocratico per certi aspetti. Voi siete più sul campo, indubbiamente, e credo che un aspetto che anche poco viene considerato quando si parla di realtà come Casa Ieralla, come per esempio anche altre, è il lavoro anche dei medici di quelle realtà, perché il contatto forse più immediato è sicuramente quello con gli infermieri o con gli operatori assistenziali, però con i medici si hanno meno contatti per tutta una serie di ragioni. Che realtà è quella delle persone che hanno bisogno? Allora, intanto io ritengo di essere molto privilegiata, perché il contatto con il dolore, con la sofferenza, con la solitudine ci deve mettere in discussione, e questa è una cosa che è una palestra di vita. Il privilegio di accompagnare le persone durante il percorso di sofferenza fino alla fine, talvolta, anzi spesso fino alla fine, e costituire per loro la nuova casa, la nuova dimora, è sicuramente un grande onore. La realtà in cui opero è piccola, abbiamo 112 ospiti, e ci consente a tutto il personale, anche a me che sono il medico che opera in struttura, geriatra di struttura, ovviamente in concerto con i medici di medicina generale, che comunque hanno la responsabilità clinica, amministrativa del paziente. Mi consente comunque di mantenere un contatto quotidiano, pluriquotidiano con i nostri ospiti, perché più che concetto di salute è proprio un benessere biopsicosociale quello a cui dobbiamo tendere, e talvolta il benessere non è necessariamente l'avere soltanto la pressione a posto, il diabete sotto controllo, gli esami ematochimici nella norma. Il benessere è un benessere globale, e il nostro compito è proprio quello di favorire, di tendere a questo benessere, e io ritengo di fare una professione bellissima e mi sento privilegiata per questo. Poi in quel caso il benessere della persona che voi accudite si riflette anche, questo posso anche testimoniarlo, si riflette anche sulla famiglia. Quello che noi accogliamo è un'unità, un unicum, famiglia
ospite, perché non si chiama più paziente ma si chiama ospite, e noi siamo gli ospiti ospitanti di questa persona. Loro non ci consegnano un pacco, ci consegnano un bene preziosissimo, e talvolta la gestione di questo pacchetto completo è complessa, dà tante soddisfazioni, talvolta qualche frustrazione, perché non sempre si riesce a delineare tutta la linea del percorso in maniera serena, ma con l'impegno di tutti ce la facciamo. I familiari arrivano con uno zaino pieno di grande sofferenza, perché la malattia, soprattutto la malattia dementigena, che è ancora uno stigma sociale importantissimo e non si dà ancora sufficientemente spazio e dignità a questa malattia, è una malattia della famiglia. Spesso il paziente, l'ospite arriva, quello che poi diventerà ospite, arriva già che è in un universo parallelo, non ha contezza di quello che gli accade o dei gesti che compie, ma è la famiglia che li tollera con fatica spesso da anni. Quindi arrivano con un senso di colpa, di frustrazione notevole, e affrontare questo senso di colpa è il compito dell'equipe multidisciplinare. E le difficoltà del singolo scemano proprio in equipe, perché è tra professionisti che si riesce a condividere sia le soddisfazioni ma anche il dolore, di affrontare il dolore degli altri, perché il dolore ci mette sempre un po' in discussione, ci deve mettere in discussione. Laddove invece con Roberto Gerin facciamo una riflessione anche sul mondo del lavoro. La città è abbastanza, come dire, abbastanza scossa da crisi occupazionali, la Flex per esempio, e tra l'altro la crisi della Flex come dire, arriva dopo un periodo altrettanto preoccupante per quanto concerne Varsila, eccetera. Non è un momento semplice da quel punto di vista. Il mondo del lavoro in generale, in Italia, direi in Europa, sta vivendo un momento di grande difficoltà. Partiamo da Trieste, l'augurio da cui io mi sentirei di partire è che la città conservi quello spirito unitario che io in tanti anni mai avevo visto, che si è formato durante il periodo della crisi Varsila. Sì. Mai sono stati sia sindacati degli imprenditori, Confindustria, sindacati dei lavoratori, tutte le istituzioni, la Chiesa in prima fila, la Diocesi in prima fila, per sostenere la situazione della Varsila. Purtroppo abbiamo visto che nonostante questo la decisione presa dall'impresa, da Varsila, non si è modificata, e questo ovviamente fa capire anche quali siano le dinamiche che ci possono stare dietro. Però dobbiamo anche dire che InnoWay, con la prospettiva della costruzione di carri ad alta tecnologia, ha dato nuova speranza e nuovi scenari. Sottolineerei l'aspetto positivo che sia questa nuova impresa che farà produzione di carri ferroviari e la stessa BAT hanno tratto beneficio da una situazione specifica di zona franca, e quindi che è ridiventato un elemento di attrazione. Adesso i momenti di crisi ci sono su Flex, è una crisi industriale, Tele4 ne ha parlato ampiamente anche nelle settimane scorse, Tirso è una crisi di settore della parte tessile, a gennaio riprenderanno le trattative, sono entrambe in zone interessanti, quindi l'auspicio è che ancora una volta ci sia questa unità d'azione. L'amministrazione regionale sta seguendo questi tavoli di trattativa in prima persona, e questo è un altro elemento di forza. Qui va sottolineato l'enorme impegno dell'amministrazione anche in termini di finanziamenti per innovazione, eccetera. E qua
mi sentirei anche di, come dire, allargare un po' il tema, vedendo, abbiamo detto, l'elemento specifico di Trieste, la possibilità di avere delle zone franche, quindi questo che può essere un vantaggio per l'impresa nuova che viene ad insediarsi. E questo è un aspetto. L'altro aspetto che non mi pare sia stato molto sottolineato, perché è stato visto molto il risultato finale, classifica del Sole 24 Ore, ma su che voce eravamo al primo posto? Nel numero di start-up rapportato alla popolazione. Allora, voglio dire, e questo vuol dire che la possibilità per i giovani c'è, ci sono possibilità sia di formazione sia di istruzione di altissimo livello. Il nostro settore educativo complessivamente scolastico in regione è veramente ai vertici italiani, e qua, ahimè, c'è un punto dolente. Sti ragazzi diventano bravi, si laureano, si diplomano e poi se ne vanno. Ecco, questo secondo me, se devo scegliere tra i vari auguri, ovviamente affrontiamo e risolviamo le situazioni di crisi, perché attenzione, il Natale è un momento di rinascita, ma per chi vive nel dubbio, la fragilità psicologica che deriva dal non sapere quello che succederà fra 1 o 2 mesi è terribile, terribile anche per le famiglie, quindi dobbiamo tener conto di questo. E tornando al tema dei giovani, direi che dobbiamo assolutamente auspicare che facciamo di tutto per mantenerli in zona, con le esperienze internazionali che sono fondamentali, ma perché altrimenti perdiamo veramente delle competenze. Su questo, ultima riflessione se posso, c'è una bellissima frase che invito ad andare a leggere sul messaggio per la giornata della pace del Papa, in cui del 1 gennaio è la 58esima se non sbaglio, e lui dice, rivolgendosi ai giovani, facciamo delle innovazioni, parla del mondo finanziario eccetera, per favorire la crescita e la formazione dei giovani, per creare un futuro affinché, e questa è una frase, non sia un futuro in cui l'obiettivo sia vendicare il sangue dei padri. Prima Laura ha parlato di momenti di guerra, è una frase che poi, pensando sempre, come ha richiamato anche lei, alla storia delle nostre terre, è una frase che ha una forza incredibile. Ecco, l'augurio che dobbiamo farci per il 2025 è proprio questo, di affrontare le crisi che ci saranno inevitabilmente in maniera unitaria e soprattutto dando speranza e dando futuro ai nostri giovani. Chiudiamo, Monsignor Trevisi, con una riflessione su un argomento che è stato comunque, soprattutto negli interventi di Gerin e della dottoressa Veglia, la famiglia. Poi dopo, alla fine, molto si ripercuote proprio sul concetto di famiglia. Sì, l'augurio è per tutti e tutti veniamo da una famiglia e io auguro che le nostre famiglie possano vivere un anno come pellegrini di speranza, dove ci sono dei progetti belli che insieme possiamo portare avanti. E siamo in un mondo che è anche abitato da Dio, per cui non siamo da soli. Il Giubileo deve portarci tutti ad essere pellegrini, dunque in cammino, e a non essere scoraggiati, a ritrovare la forza, perché c'è un mondo che ha bisogno di testimonianza e di pace. Io auguro a tutti di ritrovare un po' di questa passione, di essere attenti gli uni agli altri e anche di avere il coraggio, perché Dio ci assiste, e di avere il coraggio di portare questa testimonianza. Faremo durante quest'anno, ci saranno occasioni per riprenderli, anche tanti pellegrinaggi, anche qui nel nostro territorio, giubilei, che vogliono dire ritroviamo anche la gioia di celebrare insieme questa speranza, per cui guardiamo il mondo. Sì, ci sono tante guerre, vuol dire che dobbiamo cominciare ad essere di più noi, uomini e donne di pace, lì dove noi viviamo, a partire dalle nostre famiglie.
C'è un mondo di sofferenza, di malati, di anziani, siamo chiamati noi ad essere operatori di una cura per cui le persone sono e restano al centro. C'è un mondo che ha bisogno di tante manutenzioni. Ecco, il lavoro è per collaborare con Dio perché questo mondo sia migliore, ed è l'augurio che io vorrei proprio fare a tutti, che allora coinvolge tutti, nessuno escluso. Per cui buon anno. Chiedo scusa, sono intervenuto, avevo approfittato subito di una pausa per inserirmi come faccio troppo spesso. Grazie davvero a tutti i nostri ospiti, auguri a voi logicamente e auguri anche ai nostri telespettatori. Grazie a tutti.